24 ore su 24. Le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com. E per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Si concentra nelle zone più colpite delle Marche l'intervento delle squadre di volontari della Protezione Civile del Veneto. Ad oggi, riferisce l'assessore Daniele Stival, che nei giorni scorsi ha attivato l'intervento in accordo con il presidente Luca Zaia, sono all'opera 64 uomini e donne, principalmente nelle località in maggiore difficoltà della provincia di Pesaro Urbino, con 4 mezzi sgombraneve, 4 turbine, un mezzo cingolato, frese, pale gommate, attrezzature per taglio alberi e moduli spargisale. Ringrazio questi volontari a nome di tutto il Veneto, ha sottolineato Stival, ed un ringraziamento particolare va alle province della nostra regione, che hanno lavorato con grande efficienza nell'opera di reclutamento delle persone resesi disponibili tramite le loro organizzazioni locali. Prendo atto del superamento dell'allerta meteo annunciato da Trenitalia, secondo la quale in Veneto oggi la circolazione è regolare. Tuttavia la risposta a queste situazioni, certamente pesanti ma non imprevedibili, non può ridursi ad una sostanziale punizione del trasporto regionale. Renato Chisso, assessore alle politiche della mobilità del Veneto, a emergenza in via di conclusione, non trattiene il suo disappunto sull'azione operata dal gruppo Ferrovie dello Stato per fronteggiarla, la chiusura di linee locali. In ogni caso, ha concluso Chisso, ringrazio i lavoratori di Trenitalia e RFI e la direzione regionale della società ferroviaria, che in questo periodo si sono prodigati per far circolare al meglio i convogli. Doppio appuntamento per Vivi la Casa, la mostra dell'abitare, che quest'anno si presenta in Fiera Verona ricca di contenuti ed eventi. Vivi la Casa è il punto di riferimento per chi ama il mondo dell'abitare. Con 31.000 metri quadrati di superficie espositiva suddivisi in 3 padiglioni e 190 espositori, la rassegna si presenta come un grande showroom dove si punta non solo all'esposizione dei prodotti, ma anche all'informazione dei possibili acquirenti, in modo da renderli più consapevoli durante la fase di scelta e acquisto, attraverso eventi e presentazioni che si svolgeranno all'interno di un apposito spazio. Ma questo in tutti i settori, ma soprattutto nelle costruzioni, deve essere il futuro. Forse abbiamo sperperato troppo territorio e troppi anche ingredienti per poter costruire, mentre ci sono delle nuove possibilità attraverso la bioedilizia di dare risposte sia in termini economici che in termini di sostenibilità ambientale, e questa fiera vuole dimostrarlo. Nel secondo weekend, dal 24 al 27 febbraio, Vivi la Casa si svolgerà in contemporanea al Salone Italiano del Golf e a Progetto Fuoco, la mostra internazionale di impianti e attrezzature per la produzione di calore ed energia dalla combustione da legno. Circa 2 milioni di euro dalle pubblicità interne ed esterne sui vaporetti. È la cifra che si ripromette di ricavare ACTV, azienda di trasporti veneziana, nei prossimi 3 anni, con la gara a evidenza pubblica che ha appena lanciato. Esclusi dalla vendita degli spazi per la comunicazione solo i mezzi che da primavera diventeranno i vaporetti dell'arte, con fermate legate alla vicinanza con sedi museali o espositive della città, per i quali sono previsti messaggi pubblicitari ad hoc. Il Comune ha già concesso pubblicità esterna senza limiti sui vaporetti che solcano il Canale Grande e il bacino di San Marco, addirittura sino alla fine del maggio 2015. 16 anni di reclusione e obbligo di risarcimento di circa 100 milioni di euro a istituzioni e familiari delle vittime. Questa è la sentenza che pone fine al processo di primo grado per i responsabili della rete italiana della multinazionale Eternit che lavorava all'amianto. Sono stati imputati ritenuti colpevoli di aver causato un disastro ambientale e per giunta di averlo causato con dolo, cioè di essere stati a conoscenza dei rischi ma di averli nascosti e non affrontati. Si è occupato della vicenda il Tribunale di Torino.
Infatti, la più grande fabbrica italiana di Eternit si trovava a Casale Monferrato, dove c'è sicuramente una situazione estremamente grave in termini di inquinamento, c'è stata e tuttora c'è una situazione molto grave in termini di ammalati. Negli anni si è scoperto che l'amianto lavorato per produrre Eternit causava gravi danni alle persone, sia ai lavoratori direttamente a contatto con il materiale che agli abitanti delle zone limitrofe agli stabilimenti. L'inalazione di particelle di amianto causa il mesotelioma pleurico, una forma di tumore maligno che colpisce i polmoni. Si può fare una stima certamente del numero di casi di mesotelioma, perché esiste un'attività di registrazione dei casi di mesotelioma e diciamo che in Veneto sono all'incirca un centinaio all'anno, il che significa che solo questa malattia da lavoro causa più morti che non gli infortuni mortali sul lavoro. YouTube, celebrità a pagamento. Scoperti i procedimenti di contraffazione che permettono a singoli e società di aumentare la propria visibilità su internet. Tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.